Buonasera ai titoli. Sciopero nazionale dei sindacati di base per Gaza. La Sicilia scende in piazza con cortei e flash mob, lezioni disertate in molte scuole e università. A Gela, in gravi condizioni, un commerciante accoltellato mentre tentava di sedare una lite tra ragazze, ricoverato d'urgenza a Catania. Ragusa dopo lo scontro con la sparatoria tra bande di extracomunitari di domenica, i carabinieri di Scicli hanno arrestato un albanese e ricercato un connazionale. A Ravanusa, nell'Agrigentino, vigili del fuoco ancora al lavoro dopo una notte di fuoco per l'incendio di una ditta di rifiuti. Il sindaco chiude le scuole e invita a non uscire da casa. Gino Cecchettin ha incontrato gli studenti del liceo classico Cutelli di Catania. Il padre della giovane vittima di femminicidio ha detto: ho trasformato il dolore in qualcosa per Giulia. Calcio, vigilia di Coppa Italia per il Palermo, domani rosanero in campo a Udine per i 16esimi di finale. Serie C, doppia trasferta in 4 giorni per il Catania in campo, mercoledì a Trapani e domenica contro il Cerignola e profondo rosso per il Siracusa, la quinta sconfitta. Eccoci, ancora buonasera. E dunque oggi è stato il giorno dello sciopero nazionale dei comitati di base per Gaza, anche in Sicilia, cortei e flash mob, lezioni disertate in molte scuole e università. Sentiamo Lorena Dolci. Fra 15.000 e 20.000 persone in corteo a Catania, altrettante a Palermo. Mobilitazione in molti comuni. La Sicilia si è fermata e scesa in piazza per il popolo di Palestina, un pezzo enorme di società civile che ha scelto di non girarsi dall'altra parte, trasformando un normale lunedì di lavoro in un grido per fermare il massacro. Fermiamo oggi la città, fermiamo l'intero paese per dire basta alle complicità dei nostri governi che sostengono un genocidio in atto, per difendere la Palestina, per difendere la Global Sumud Flottiglia. Anziani, bambini, studenti delle scuole di ogni ordine e grado, universitari, lavoratori e pensionati, tutti in corteo dal Teatro Massimo verso il porto di Palermo per lo sciopero generale dei sindacati di base. Questo sciopero significa che il popolo, diciamo italiano in questo caso, ma europeo, prende posizione a dispetto dei governi che stanno in silenzio. Anche via Etnea a Catania un fiume in piena di bandiere che si ingrossa di ora in ora. Con le idee belligeranti dell'Europa potremmo essere un giorno tutti Palestina. Gli fanno eco i manifestanti di Ragusa in piazza per fermare il genocidio e in difesa della flottiglia in navigazione per Gaza. Vedere qui oggi tanti ragazzi dà speranza nella possibilità che queste generazioni portino avanti una scintilla di speranza. Una protesta pacifica solo a Catania, momenti di tensione tra forze dell'ordine e manifestanti, quando circa 200 giovani hanno tentato di entrare nel porto dall'ingresso del faro Biscari, immediatamente bloccati. Nulla a che vedere con la guerriglia che ha infiammato Milano. Su tanti comuni ancora sventola la bandiera palestinese. Una lite per futili motivi si trasforma in un'aggressione violenta. Così un commerciante di Gela è stato accoltellato mentre tentava di sedare una discussione e adesso è ricoverato in gravi condizioni a Catania. Giro Italia. Doveva essere una serata di svago, si è trasformata in una notte di sangue sul lungomare di Gela, uno dei luoghi simbolo della Movida. Un banale litigio tra 2 ragazze è degenerato in un accoltellamento. Secondo le prime ricostruzioni, a finire nel mirino è stato un commerciante di 34 anni che si trovava nel locale con un gruppo di amici. Accortosi della lite ha provato a fare da pacere, ma qualcuno nel gruppo coinvolto ha reagito con brutalità. In pochi istanti è comparso un coltello, un fendente micidiale lo ha raggiunto alla spalla perforando un polmone. L'uomo è crollato a terra mentre tra i presenti si scatenava il panico. I soccorsi sono stati immediati, prima il trasporto all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela, poi il trasferimento d'urgenza in elisoccorso al Cannizzaro di Catania, dove i medici lo hanno sottoposto a un delicato intervento chirurgico. La prognosi è riservata. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia. Gli agenti hanno ascoltato testimoni, raccolto indizi e stanno passando a setaccio le telecamere di sorveglianza. L'aggressore, subito dopo l'accoltellamento, sarebbe riuscito a dileguarsi. Gli investigatori lavorano senza sosta per ricostruire la dinamica e dare un nome e un volto a chi da un litigio banale ha trasformato una serata di festa in una scena di violenza. Adesso ci spostiamo nel Ragusano per lo scontro con la sparatoria tra bande di extracomunitari avvenuta domenica. I carabinieri di Scicli hanno arrestato un albanese ed è ricercato ancora un suo connazionale. Sentiamo Veronica Barbarino.
È in arresto il 28enne albanese rimasto coinvolto domenica pomeriggio in una violenta lite tra due gruppi di stranieri a Scicli. L'uomo, regolare sul territorio nazionale, è stato trovato in possesso di una pistola risultata rubata, con relativo munizionamento e di un pugnale. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Modica, insieme alla tenenza di Scicli, lo hanno individuato in via Aleardi. Era a terra, ferito alla testa e sanguinante, con l'arma carica accanto al corpo. Una volta disarmato è stato soccorso e trasportato all'ospedale maggiore di Modica. Secondo le ricostruzioni, le ferite sarebbero riconducibili a una lite avvenuta poco prima in largo Gramsci, dove il 28enne e un connazionale avrebbero avuto un alterco con due tunisini. Durante la colluttazione sarebbero stati esplosi colpi di fucile a pallini che hanno causato lievi ferite ai due nordafricani. Dopo gli spari, i due albanesi si sarebbero dati alla fuga. Solo uno è stato rintracciato, il 28enne, che dopo le cure è stato trasferito nel carcere di Ragusa. Il connazionale è ancora ricercato ed è fortemente indiziato di tentato omicidio. A Palermo ucciso con 4 colpi di pistola al torace Stefano Gaglio, il magazziniere freddato una settimana fa davanti alla farmacia Sacro Cuore a Camporeale. Lo ha stabilito oggi l'autopsia. A sparare il cognato Giuseppe Gangemi, che nei video ripresi dalle telecamere della zona si vede appunto agire, e lo stesso anche Gangemi ha ammesso appunto l'omicidio. Andiamo ora invece, notte di fuoco a Ravanusa, siamo nell'Agrigentino, un maxi incendio ha devastato lo stabilimento Ecoface, cumuli di rifiuti in fiamme, scuole chiuse, vigili del fuoco al lavoro ancora e i carabinieri stanno indagando. Davide Sardo. Un maxi incendio ha devastato nella notte la zona industriale di Ravanusa. Le fiamme hanno colpito lo stabilimento Ecoface Industri, dove cumuli di rifiuti sono stati divorati dal fuoco. Abbiamo fatto l'ordinanza di chiusura delle scuole, ancora non ci sono risultati dell'ARPA sulla situazione di un eventuale inquinamento dell'aria, però in via precauzionale, tenendo sempre presente che la salute dei cittadini viene prima di tutto, abbiamo deciso di chiudere le scuole. Stamattina ho avuto notizie che il fuoco sostanzialmente oramai è spento e stanno proprio completando i lavori di sgombero dell'area. Sul posto i vigili del fuoco, impegnati per ore con escavatori speciali arrivati anche da Palermo. Le operazioni di smassamento e raffreddamento continueranno nelle prossime ore per scongiurare nuove fiammate alimentate soprattutto dalla plastica bruciata. L'ARPA ha avviato i rilievi sulla qualità dell'aria, mentre la Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta. L'ipotesi più accreditata è quella del dolo. Il materiale che è andato a fuoco purtroppo era materiale già lavorato, quindi era un prodotto che doveva essere ceduto ai consorzi per essere riciclato. Non erano rifiuti da smaltire, ma era un vero e proprio prodotto che avrebbe generato profitti sia per noi che per i comuni che vengono a conferire. Ravanusa resta sotto shock. Il rogo ha lasciato paura e incertezza, mentre i carabinieri indagano per accertare le cause di una notte di fuoco che poteva trasformarsi in tragedia. Settembre funestato da incidenti stradali, tutti mortali. L'ultimo ad Agrigento, perde la vita una donna di 82 anni, 3 gli scontri in appena 48 ore. Adelaide Barbagallo. È un bollettino di guerra alla scia di sangue sulle strade siciliane. Si va al ritmo di una o più tragedie al giorno. Ad Agrigento 3 i morti in appena 48 ore. L'ultimo incidente questa mattina. A perdere la vita una donna di 82 anni, Lilla Contino. Si è schiantata con la sua piccola utilitaria contro un palo dell'illuminazione lungo Viale dei Giardini a San Leone. Si pensa al malore, ma non viene neanche esclusa l'ipotesi che qualcuno o qualcosa possa aver tagliato la strada all'anziana. Intanto la Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta sull'incidente costato la vita all'istruttore di tennis Marco Chiaramonte, finito con lo scooter contro un albero, forse per una buca, e sequestrato la sua salma.
Poche ore prima un altro incidente, un pensionato di 72 anni, Francesco Rizzo Zangali, è stato travolto mentre era fermo con la sua auto da un'altra, guidata da un agente di commercio di 33 anni, indagato adesso per omicidio stradale. A Catania è stata aperta un'inchiesta sulla morte di Silvia Gulisano, di 29 anni. Il suo scooter trovato a terra lungo la circonvallazione, lei a poca distanza. Non si esclude che qualcuno possa averla speronata. Settembre non si è ancora concluso e sono oltre una decina gli incidenti gravi. Adesso a Catania, dove Gino Cecchettin oggi ha incontrato gli studenti del liceo classico Cutelli e ha detto: ho trasformato il dolore in qualcosa per Giulia. Sappiamo che è appunto il papà della vittima di femminicidio. Sentiamo Desiree Ferlito. Sono Gino e sono un papà. È iniziato così il discorso di Gino Cecchettin agli studenti del liceo Cutelli di Catania. Parlare ai giovani, educare ai sentimenti e diffondere la cultura del rispetto, partendo proprio dalla scuola. Dopo la famiglia arriva la scuola. È lì che tutti i ragazzi in qualche modo vengono accompagnati dall'infanzia fino all'adolescenza, e quindi riuscire anche nei momenti di scuola, nei momenti di formazione, anche per materie magari non solo umanistiche ma anche scientifiche, riuscire a dare quel contenuto, ecco, con l'educazione affettiva, che significa anche gestire le emozioni. È la missione di un papà, la cui figlia, uccisa nel 2023 con 75 coltellate dall'ex fidanzato che non si rassegnava alla fine della loro relazione, è diventata la figlia di tutti. Giulia rimarrà sempre mia figlia, ma essere diventata la figlia di tutti significa portare questo simbolo un po' in tutti gli italiani, sperando che lasci del bene come l'ha lasciato a noi. Ogni tappa prevede una settimana di incontri, laboratori e testimonianze per formare studenti e docenti alle competenze del presente e del futuro, ma insegnare agli studenti soprattutto la vita senza prevaricazione, partendo proprio dalla scuola. Gino Cecchettin sarà nei prossimi giorni a New York. Le Nazioni Unite lo hanno nominato rappresentante per l'Italia nella lotta contro la violenza di genere, ma il suo impegno sarà soprattutto con i giovani, nell'ambito del progetto del Corriere della Sera Campobus, che parte proprio da Catania per poi approdare a Roma, Milano e Verona. È stata veramente una sfida che mi sono posto per Giulia, perché lei era così, si prodigava quotidianamente per il prossimo. Ho cercato anch'io in qualche modo di poter interpretare quello che era il suo vissuto, e sperando di riuscire a cambiare qualcosina. Gli anziani, la qualità della loro vita e i loro diritti al centro di un incontro organizzato a Catania dalla comunità di Sant'Egidio per promuovere una proposta di legge regionale rivolta proprio alla popolazione over 65. Emanuela Corsi. Bisogna ritrovare l'orgoglio della vecchiaia come un tempo che non è di scarto, ma di una grande risorsa per l'intera società. Agli anziani, alle loro esigenze e ai loro diritti è stato dedicato un incontro che si è svolto alla Baia Verde di Aci Castello, nato per promuovere una proposta di legge regionale rivolta agli over 65, che mira ad un sistema di welfare più moderno, equo e strutturale per la terza età. Il governo Meloni ha dedicato la legge 33, approvata nel 2023, che ha istituito il quadro per una riforma organica delle politiche in favore delle persone anziane, con particolare attenzione all'invecchiamento attivo e alla non autosufficienza. Anche in Sicilia nasce la necessità di recepire ed attuare questa norma. La Sicilia potrebbe essere la prima regione a portare avanti questo genere di disegno di legge, a dimostrazione di un'attenzione veramente nei confronti di coloro i quali magari possono essere in una situazione di disagio. La popolazione anziana oggi non ha le risposte che i tempi attuali, la modernità consente, quindi parliamo del concetto di telemedicina, di teleassistenza, di telerilevazione, che permetterebbe di avere un anziano sempre accudito, sempre nelle condizioni di essere monitorato e seguito e tempestivamente indirizzato verso le cure che necessita. L'iniziativa è stata promossa dalla comunità di Sant'Egidio. Il futuro è anziano, nel 2050 la previsione è che saranno più gli anziani dei bambini, ma dobbiamo dotarci di alcuni strumenti che ci aiutano a pensare gli anni che abbiamo guadagnato grazie alla medicina e alla scienza non come anni da maledire o da passare soli, magari un RSA, ma anni in cui nella società, nelle città ci sia un posto per tutti, e quando dico tutti intendo tutte le fasce sociali. Una breve pausa, poi andremo a Gela, dove continuano le proteste per il riordino della rete ospedaliera regionale.
Eccoci al calcio, vigilia di Coppa Italia per il Palermo che domani scenderà in campo a Udine per i 16esimi di finale. Inzaghi farà turnover, sentiamo Marco Gullà. Neanche il tempo di godersi la meritata vittoria sul Bari, che per il Palermo è già vigilia di campo. Domani sfida a Udine in Coppa Italia. L'Udinese in Serie A è avversario fuori portata per il Palermo, che però proverà ugualmente a giocarsi la qualificazione, o meglio la possibilità di affrontare la Juventus agli ottavi di finale. Inzaghi punta su un ampio turnover. Contro l'Udinese scenderanno in campo soprattutto i giocatori che finora hanno avuto meno spazio in campionato, con l'obiettivo di garantire minutaggio a tutto l'organico. Una scelta resa ancora più logica dal calendario. Il Palermo tornerà infatti in campo appena 4 giorni dopo, il 27 settembre, nella delicata trasferta sul difficile campo del Cesena. In avanti Vasic, unico giocatore di movimento a non essere ancora sceso in campo, dovrebbe partire titolare nel ruolo di trequartista. Al suo fianco è attesa la presenza di Ledo Aron, reduce dal gol realizzato contro il Bari. In attacco invece potrebbe esserci spazio per Corona, chiamato a far riposare poi Palo, o in alternativa Brunori come unica punta. Al Friuli domani fischio d'inizio alle 18:30. Avremmo voluto goderci un po' di più l'ultima vittoria, però penso sia una cosa bellissima andare in uno stadio Serie A, uno stadio così bello. Sarà dura, ma siamo pronti e è un bel periodo e speriamo di continuare su questa strada. Il Catania affronta una settimana decisiva dopo le recenti delusioni. Allo studio anche un cambio di sistema di gioco. Marco Carli. Settimana decisiva di possibili cambiamenti e soprattutto per Cerignola anche di alcuni rientri. Nel mezzo c'è Trapani, 2 partite difficili da giocare in trasferta e su un terreno misto, naturale e sintetico come quello del Provinciale e totalmente sintetico come il Monterisi di Cerignola. E dovrebbe essere la spiegazione del perché sarà utilizzato anche il Mazzola di Mister Bianco per preparare le partite che attendono i rossazzurri. 2 sfide ravvicinate che dopo la batosta di Cosenza e la delusione col Sorrento diventano uno spartiacque di questo avvio di campionato. E poi c'è il piano B, il sistema alternativo, una diversa soluzione prospettata da Toscano anche ai nostri microfoni dopo la partita di sabato. Sì, nelle soluzioni che dobbiamo trovare potrebbe essere anche quella di trovare la disposizione giusta per riempire meglio l'area, per essere più pericolosi, ma trovando sempre l'equilibrio giusto. Dunque emerge la possibilità di vedere 2 attaccanti vicini, potrebbero essere Lunetta e Forte, con più chance di riempire l'area avversaria. Prove, opzioni, anche se per attuarle serve anche il recupero degli infortunati. A proposito, per Donnarumma più Cerignola che Trapani, ma sono determinanti gli allenamenti di questi giorni. Caturano stringe i tempi, anche lui potrebbe rivedersi per la trasferta in Puglia. Una settimana importante, il Catania, dopo le ultime 2 partite, vuole cambiare rotta. È tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.